Sì, aspetta, perché a Parona qua è venuta a lamentarsi, è venuta da me e mi ha fatto: oh, non si mangia qua, le pappe di Emi. Le pappe di Emi, dai via, facciamo pappe di Emi. Pappe di Emi. Ah! Che cadavere ti mangi oggi? Oh, la Molly, poveretta. Eh sì, perché vedi, è stranissima sta cosa, perché io avevo una pecora, no? Che avevo salvato dalla Pasqua, adesso è felice in montagna da una famiglia di vegetariani. Ciao, vivendo con sta pecora mi ero accorto che aveva gli stessi comportamenti del cane, a parte che non ti portava la pallina, ma la stessa intelligenza, hai capito? C'era la stessa interazione. Quindi, per non parlare di animali, facciamo questo esempio, è come se io adesso dessi un cane da mangiare a un altro cane, cioè capisci, è un po' un controsenso. Però giustamente il CP è un animale onnivoro, o meglio, da una parte avevo letto anche dei libri di antichi tibetani che raccontavano che avevano ste razze di cani che mangiavano solo vegetariano. Per carità, beh oddio, neanche tanto, perché quando morivano gli yak gli davano da mangiare gli yak. Però non lo so, cioè da una parte sì, sono convinto che possa esistere un'alimentazione vegetale anche per i carnivori, perché sì, ci sono dei cani che vanno avanti da più di 10 anni a mangiare vegetale, sono in perfetta salute, però credo che sia una cosa non alla portata di tutti, come quando senti di quei bambini vegani malnutriti. Ma certo, perché questo lo dico da non vegano, è vero che l'alimentazione vegana è la migliore alimentazione del mondo, ma che cacchio vuol dire? Cioè anche patatine fritte e Coca-Cola è vegano, hai capito? E quindi non ha il minimo senso questa affermazione. Quindi la migliore alimentazione del mondo non è l'alimentazione vegana, ma è una corretta alimentazione vegana. È diverso. Tipo Singano non ha mai avuto una corretta alimentazione, che sia onnivora, che sia vegetariana, che sia vegana, hai capito? In ogni caso, per sicurezza, siccome entra, qua è un discorso un po' delicato e difficile da percorrere, ma siccome entra in pista anche l'egoismo, no? Perché dico questo? Perché il cane è mio e ci tengo, quindi preferisco che un altro muoia piuttosto che muoia il mio cane, ovviamente. Quindi nel dubbio già il CP insomma ha problemi con l'alimentazione in generale, giustamente, figurati se vado a provare alimentazioni vegetali, insomma. Ciò non toglie, ripeto, che ci credo, solo che non è una cosa per tutti, ci vogliono delle conoscenze, cioè non è che puoi dargli insalata al cane, ma stiamo scherzando? Sì, hanno riscosso molto il mio interesse anche i tibetani, anche se a noi magari occidentali possono darci l'impressione di una sorta di regime totalitario, ma questo perché avevano queste, diciamo, scuole molto severe e molto rigide. Non possiamo però non guardare i risultati, ossia i comportamenti e le morali di questi allievi che nascevano da queste storie, da queste culture tibetane. Ovviamente sto parlando dei tibetani dell'epoca, probabilmente i tibetani moderni sono là che condividono fake news su Facebook come noi. Up on my tiny bed trying to figure out what. And in the evening I smoke 2 joints with my lover and we fly out far. Time is no resident, my friend. Oh, time is no resident, my friend. Oh, time is no resident, my friend. Oh, time is no resident, my friend. Do you remember back in the times when the tiger used to buffer, living life a rougher, but still shine upon the tougher. I know you're living large if you're cover. Now cut down and bluffer, talking down. Mi chiedo che cacchio di senso abbia il semaforo verde, cioè se poi passano strasfrecciati, ok, mentre tu sei nelle strisce col tuo semaforo di attraversamento pedonale verde e ti guardano anche male, cioè non lo so, porca troia. Italia, sì, buonasera. No, volevo, lo so, non vorrei essere pesante col purificatore, che tra l'altro manco me l'hanno mandato, me lo sono comprato io, no? Però, oh, funziona tanto bene questo, porca miseria, solo che non ho capito una cosa e chiedo ai più esperti. Allora, io ovviamente lo utilizzo sempre e solo con la modalità ioni negativi, altrimenti, diciamoci la verità, non farebbe niente, ok?
sarebbe quasi inutile. Con la modalità ioni negativi invece no, va che è una roba pazzesca, qua senti un'aria respirabilissima, e anch'io che in questo periodo ho un'allergia a chissà cosa, che mi sento il naso proprio chiuso sia nell'inspirazione che nell'espirazione, io dentro al mio camper sto veramente da Dio, ma da Dio, dormo da Dio, mi sveglio da Dio. Anche l'Alessia che ha dormito qua ha detto porca miseria, è vero, però appunto sì, non sta a girarla sempre 3 ore, mamma mia, per dire un discorso 3 ore, cioè ci giro intorno 3 ore e dopo uno cioè giustamente dice ma è scemo questo giustamente. Allora no, quello che volevo chiederti è, ma sta modalità a ioni negativi, cioè sti ioni negativi che non ho ancora capito bene cosa sono, ma finiscono, cioè o dura per sempre? Metti sta roba qua per 5 anni, non si rompe, ok? Arrivati al 5° anno dà ancora sti ioni negativi, cioè non riesco a capire sto discorso qua, cioè è una roba che si esaurisce, va ricaricata tipo i gas dei climatizzatori per intenderci, o è una roba che dura per sempre? Punto di domanda. Someone's gotta wake up, but if we're ever gonna make up, we're stranded. Oh, 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 I don't wanna fake us, so you're a frustrated way to flick, I'm disenchanted. Oh, 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 I know just how to be around a boy like you and me. Don't make it harder than it needs to be, needs to be. If you wanna be with me, gonna tell you what to see. It's time to come clean, get busy. Don't blink, you'll miss me. Take it up, pick it up, take it up back up for you, baby. Now take it, pick it up for you. Take it, pick it, hold up for you. I'll take it up, I'll pick it up for you. I'm not gonna wait up on you. I'll get to work to interrupt the shaking it up. No, won't stay if you're gonna make it all for nothing. No, I'm taking time to trust. Oh, I know just how to be around a boy like you and me. Don't make it harder than it needs to be, needs to be. If you wanna be with me, gonna tell you what to see. It's time to come clean, get busy. Don't blink, you'll miss me. I'll take it up, pick it up, take it up back up for you, baby. I'll take it, pick it up.